C'è il fronte dei provvedimenti per contenere il virus, c'è il fronte della ricerca, vaccini e farmaci. 2 giorni sull'innovazione in medicina che doveva tenersi a Verona si è trasformata in un congresso a porte chiuse e online. Elena Chemello. Il primo effetto del distanziamento sociale, auditorium vuoto, pubblico online, così come parte dei relatori. Covid-19 dal punto di vista della scienza, di come stanno procedendo ricerca e innovazione per curare, tracciare, prevenire. Ne hanno discusso, con base a Verona, scienziati e studiosi. Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, critica governi in ritardo su un virus che va più veloce dei provvedimenti. In realtà non è stata presa né dallo Stato né dalle regioni queste decisioni coraggiose che vanno ad anticipare il virus, non a inseguirlo, perché dal momento in poi che tu hai un indice di contagio di 2,5, come in questo momento hai in alcune parti del paese, e hai decine di migliaia di focolai, non sei più in grado di contenerlo, ma devi sempre mitigare. E diciamoci la verità, la mitigazione avviene soltanto con dei lockdown veri. In sala Mauro Ferrari, Scienze Farmaceutiche all'Università di Washington. I vaccini arriveranno, dice, ma non facciamoci troppe illusioni. L'idea che arriva il vaccino e tutti i problemi sono risolti, io la trovo un po' irrealistica. Più realistico è il fatto che ci vorrà una combinazione di approcci diversi, la vaccinazione, forse più vaccinazioni, magari di tipo diverso, magari personalizzate, insieme a una serie di farmaci per le varie presentazioni di questa malattia, oltre naturalmente l'intervento dal punto di vista del comportamento, dal punto di vista del monitoraggio. Significa che dovremo convivere a lungo con questa malattia. Io credo che dovremo convivere con questo virus per non poco tempo, ma che saremo come comunità umana capaci di gestirlo e fare in modo che i danni vengano contenuti. Niente più tamponi